La Regione, dal 2002 ad oggi, la Regione del Veneto ha sempre normato, peraltro nel 2007 concordando con la Commissione europea, alcune modifiche alla legge. Diego Bottacin sa e si ricorda che avemmo addirittura una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, governo Prodi, dove ci pregava la Regione del Veneto, eccola là, perfetto, grazie onorevole, lei è preparatissima, dove si diceva compatibilità con l'ordinamento comunitario del disegno di legge, compatibilità con l'ordinamento comunitario del disegno di legge. Questa è la norma ufficiale della Presidenza del Consiglio. Cosa sta succedendo? Cosa stava succedendo adesso per cui finalmente andiamo in Corte di Giustizia? Perché io la vedo volentieri questa presenza, perché finalmente il Veneto e l'Italia potrà dire come abbiamo controllato, perché ci viene chiesto di strette condizioni di controllo, rigido controllo. Ci viene chiesto che le specie abbiano dei pareri, come abbiamo avuto, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che dicono che una specie non è in cattivo stato di conservazione. 680 milioni di fringuelli, quando si può cacciare, dice la normativa comunitaria, l'1% della mortalità annua. Allora fate un conto, l'1% della mortalità annua. Noi abbiamo peraltro chiesto ai cacciatori di controllare rigidamente, tanto da obbligarli ogni 15 giorni a consegnare delle schede, obbligarli ogni 15 giorni a consegnare delle schede. Allora, chiudo. Allora, perché? Segnare sul tesserino il capo abbattuto. Guardate, se mi fate, io dico una cosa ancora e poi vi lascio la replica, ci mancherebbe altro, io insomma mi hanno insegnato che si fa così, no? Bene. Noi abbiamo tutte le condizioni per poter difendere le nostre normative. Cosa è successo quest'anno? Che il clima politico esasperato da due condizioni non ha permesso al Veneto di fare la propria legge. La prima, i Verdi sono l'ultima speranza per tornare in Consiglio regionale, non sono più in Parlamento europeo, non sono più in Parlamento nazionale, quindi la prossima campagna elettorale si gioca presto, 21-22 marzo, è vero che tutto sta nella campagna elettorale e quindi c'è uno scontro acceso e poi c'è stato un errore strategico della Lega. La Lega ha voluto prendersi l'etichetta grande di difensore della caccia e quindi mettiamo tutti quanti in partitica, non in politica. No, ma i cittadini cacciatori. Verdi e Lega non sono in studio. No, Don Zanchi, Verdi e Lega non sono in studio. Non c'è una legge. legge. Impegnarti per l'istruzione altro che per la caccia. Hai fatto solo danni. Questi sono messaggi belli da leggere. Ma che si firmi questo signore, non c'è neanche la firma, io rispondo volentieri. Sottoscrivo anch'io, sì, siamo in due. Un messaggio che ti va a favore, Zanoni, per la serata. No, guardi, grande Zanoni, quanto ti do fastidio? Grande Zanoni, guarda. No, però scusa. Dimmi. Posso? Cioè, la caccia in deroga, cioè, il tema vero è che voi utilizzate le deroghe, e questo lo fa il Veneto come lo fa la Toscana, per cui da destra, la Puglia, come la Puglia, sì. Le Marche, vabbè. Vuoi continuare? Tu anche le regioni rosse le fanno, non solo le regioni. Allora, ho citato la Toscana, che non mi sembra che sia una regione che feudo nero, insomma. Quest'anno però non è più vero questo, perché l'ha fatta solo la Lombardia. Spera Dio, ci riproviamo, prego. Allora, si chiama caccia in deroga, sì, proprio per la normativa europea, perché dovrebbe essere strutturalmente una deroga. Per come la stai descrivendo tu, la deroga, in realtà è un'apertura strutturale ogni anno a queste specie, che tu sposti da non cacciabili a cacciabili. Non è corretto. Il procedimento di infrazione, lo sai meglio di me, è proprio su questo. Il Veneto, la Lombardia, la Liguria non sono d'accordo su questa idea. Per questi vi dicono: non potete utilizzare la deroga per fare un calendario venatorio strutturale. Ma infatti non è così. Quello che però io vorrei aggiungere una cosa. Un secondo. Zanoni, Berlato senza interruzione, adesso ci farà un discorso compiuto, prego onorevole. No, qui sulla faccenda dei pareri ci si può perdere a dismisura. Limitiamoci i dati. Prima abbiamo detto in cosa consiste il prelievo in deroga, consentito dall'Unione Europea. Abbiamo detto fringuelli, ad esempio, che non sono insettivori. Posso dire, mi domando come si fanno a contare 480 milioni di fringuelli. Perché ci sono in tutta mi domando come si fa a contarli. Lo spiego, in tutta Europa ci sono istituti scientifici, come in Italia esiste l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA, che fanno veramente dei censimenti, quindi delle stime molto veritiere sulla consistenza faunistica. Allora l'INPS, quindi un istituto che può essere dichiarato tutto tranne che figlio venatorio, ha stimato in collaborazione con tutti gli istituti
a livello europeo ha stimato la popolazione dei fringuelli in circa 685 milioni. Qui 685 milioni è la stima che viene fatta qui, non è che io continuo. Questo è il dato, ho qui i documenti, ve l'ho fatto vedere prima, se mi lasciate finire. Questi sono i dati degli abbattimenti dal 2002 ad oggi dei fringuelli e delle altre specie in deroga. Ma sono fasulli, quindi non c'è la siccome fasullo sarai tu, Zanoni, che continui a dire le solite stupidaggini alle quali non crede più nessuno, alle tue bugie, la prossima volta ti invito a candidarti in Australia, perché chi ti vota è perché non ti conosce. Allora, per legge torno unicamente a dire, se mi permetti, solo in Veneto non si può segnare. Sta buono perché solo in Veneto, tu che vuoi mandare a caccia i dati, se mi permetti, ho finito, questi sono i dati degli abbattimenti che dimostrano che gli abbattimenti sono perfettamente in regola con le direttive comunitarie. No, io insomma, anche in sede conclusiva credo che il rispetto delle regole sia una cosa importante in tutte le attività. Insisto che uno sciatore che ha la passione dello sci si paga gli impianti, le cose, un cacciatore che ha la passione della caccia, secondo me si deve, se vuole esercitare questa passione, deve correttamente, ma non mi interessa. Bel discorso di sinistra. Siete proprio coerenti, voi che siete per la tutela dei meno abbienti, volete mandare a casa solo quelli che hanno i soldi. Ma tu pensi, solo quelli che hanno i soldi, bel discorso coerente. Ma tu pensi che interrompendo la gente, impedendo alla gente di esprimere, no, ma sei tu, guarda che quando stavo parlando io, io ti ho interrotto quando stavi insultando. E allora cosa fai? Sei l'avvocato difensore di Zanoni? Sì, che ne avrà bisogno tra poco, ma non serve che tu faccia l'avvocato difensore di Zanoni. E quindi se tu parli addosso quando parlo io, mi legittimi a interromperti. Avete immunità parlamentare. Né i comunisti né i filotali hanno il diritto di parlare sopra le altre persone. Se lo fai tu lo faccio anch'io. Berlato, la prego. Pari. Boccaccini, conclude il ragionamento, la prego. Pari. Berlato. No, io insisto, non so se è di sinistra o di destra, insisto che nelle zone di pianura densamente abitate come le nostre la caccia libera, cioè che i cacciatori possono andare sostanzialmente dove vogliono, è un elemento di grande disturbo. Domanda secca, posso andare dove voglio? Assolutamente no, prima c'era un SMS